cambiano le facce ma non cambia il modo di affrontare il nodo giustizia. In Italia tra i tanti problemi ce n'è uno gravissimo, che è quello che riguarda la situazione carceraria. Ci sono poche strutture carcerarie rispetto a quelle che ce n'è bisogno. È come se ci fossero 100 persone che chiedono una camera in albergo e ce ne sono 50 camere. Tu lasci 50 persone fuori. È arrivato il ministro Cancellieri che viene da un'esperienza professionale che dovrebbe capire le cose, e siccome ci stanno circa 10.000 persone in più rispetto a quel che può contenere il carcere, ha deciso di rimetterli fuori. Io credo che quando c'è più bisogno di strutture carcerarie per assicurare che chi viola la legge, bisogna creare più strutture carcerarie, non mettere i delinquenti fuori, perché in questo modo non si assicura né giustizia, né rispetto e tutela delle parti lese, né Stato di diritto. Semplicemente si assicura uno Stato in cui il più forte la vince sempre, tanto sa che la fa sempre franca.